Amici bellini, siamo sempre un po' in ritardo perché io aspetto perché magari escono notizie più pregnanti e io le commento insieme a voi, però arriviamo sempre all'orario che più o meno c'è la partita del mondiale, quindi voi magari mettete in pausa, vi vedete il primo tempo del mondiale, poi vedete il video, poi perché io vengo dal futuro, io vengo dal presente e quindi c'è il momento nostalgia, cominciamo. Allora, dimmi tutto quello che devi dire, non c'è problema, me lo scrivi nei commenti, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, lasciate i like a zuffon per la nostalgia, perché secondo me è bene e secondo me la tifoseria è maturata in questo, non è detto che bisogna sputare nel piatto dove si è mangiato per esaltare i nuovi o viceversa, insomma dire però quello era meglio. No, nel goderci il percorso c'è anche il goderci i ricordi, e quando parlano Albiol, Mertens, Hamsik e arrivano notizie tutte insieme, noi non è che dobbiamo dire però con Mertens sarebbe stata un'altra cosa, no, godiamoci in questo momento Raspadori e apprezziamo le parole comunque di affetto che hanno i giocatori che sono passati per Napoli e che sono ancora innamorati della città, della tifoseria, e hanno un rapporto assolutamente disteso e sereno e mai polemico, specialmente questi tre, insomma, con motivazioni diverse. Secondo me ci dobbiamo andare proprio tranquilli e non c'è bisogno, anzi godiamoci il fatto che non è una ex, perché poi paragone, l'ex fidanzata, no, è un giocatore, non c'è paragone da fare, sono giocatori di calcio. Io poi sto perdendo la capa, questo poi non significa niente, cioè è un altro paio di maniche, perché io ho scoperto questa storia dell'intelligenza artificiale, AI, Artificial Intelligence, e quindi sto creando queste immagini. Questo sono io che praticamente col telefonino creo arte artificiale e credo che lo utilizzerò. Per esempio, ora vi faccio vedere una cosa in anteprima, giusto a voi che siete i miei eroi, che vedete tutti i video. Spalletti, se tu scrivi all'intelligenza artificiale e dici fammi un ritratto di Spalletti, però come se fosse un modello sul red carpet di qualche evento, e guardate che meraviglia, ma che vi devo dire più? È bellissimo! Questo è il nuovo Spalletti che dobbiamo vedere ed è perfetto, perché non esiste questa persona, è un personaggio fittizio però con le fattezze di un'intelligenza artificiale che prende delle caratteristiche tra tutte le immagini che esistono, tra video, computer, insomma i Google eccetera eccetera, e crea un'immagine che non esiste. È una cosa che mi affascina tantissimo. Contemporaneamente vi dico una cosa: Napoli, De Laurentiis, Lete, chiunque sia, ho detto De Laurentiis De Laurentiis per esempio potrebbe essere questo qua. È bellissimo, bellissimo. Mi dite voi nei commenti cosa ne pensate. Farò tutte le thumbnail del futuro così, perché sono troppo belle. Non vi dico cosa esce se scrivete Andrea Agnelli sull'Italia, mette le mani, lasciamo perdere. Però una cosa che mi fa un attimo impressione, e la metto come sottofondo così: se scrivi Napoli, creami una maglietta del Napoli, SSC Napoli, e gli dici pure sfondo bianco con colori azzurri, blu scuro, magari tutti i colori del blu, purtroppo escono macchie di rosso dappertutto. Perché? Perché in tutti gli engine, in tutte le cose, la maggior parte la parola chiave maglietta del Napoli c'è il rosso, lo vedete, c'è la gimbal là, e se lo giri ci sta la LED dappertutto in rosso. Quindi il Napoli in questo momento, se i robot invadono la terra e decidono di distruggerci tutti, però vogliono mantenere delle fattezze della realtà secondo la loro logica di intelligenza artificiale, il Napoli è una maglia celeste e rossa. Siamo il Catania. Bisogna dirlo, ed è un peccato. Riappropriamoci della maglia azzurra. Dovremmo seriamente mai più comprare maglie dove ci sta questo rosso spiaccicato sopra, ma questi sono altri paio di maniche. Mi sto dilungando. Allora andiamo a vedere. Questo sono io, man bun, che gioco a pallone sul Vesuvio. È una roba bella. Vedete? Questo vi dicevo prima.
Ci sono anche vari esempi ed è una cosa proprio tremenda. Non si può accettare. Thor che suona il basso sotto la pioggia su un campo di calcio. Questa è un'eventuale ragazza che col gattino. Il logo azzurro fluido, per esempio. Ma a voi non vi interessa il logo del Napoli? Fammi il logo del Napoli del futuro. Esce rosso. Ed è un peccato proprio. 3 ponti di emozioni è l'ultimo video di Guido Gentile che vi invita e andiamo subito a leggere. Non è da tutti e vediamo chi dice questo. Ho sempre detto che amo Napoli e l'amerò per sempre. Mi hanno dato tanto, io ho speso 12 anni volentieri lì. Ovviamente parliamo di Marek Hamsik. Non è semplice per noi muoversi in città nascondendosi o portando cappellini o andare in ristoranti dove trovi meno gente. Non è facile, ognuno di noi ha i suoi vizi, i suoi comportamenti o reazioni. Anche io a volte non ce la facevo più. Parliamo di gente innamorata di noi, che comunque come l'Avezzi lo disse tranquillamente. Quindi anche in questo è impossibile cambiare la passione, la foga che abbiamo come tifosi del Napoli, però registriamo che alcuni giocatori soffrono questo tipo di atteggiamento. Mi arrabbiavo. Ci sta. Hamsik è un uomo maturo, lo capisce, anche i tifosi devono capire che non è semplice per noi, ma lo accettiamo e il loro affetto è amore. Il rapporto con De Laurentiis, ho avuto solo rapporti buoni, non parlo tanto con lui, ho sempre parlato con serenità e senza mai problemi, è un rapporto che va avanti negli anni e si parla anche del dopo carriera. L'ho sentito a inizio anno, mi ha detto: quando finisci col calcio giocato fammi sapere e parliamo del futuro insieme. Non siamo ancora arrivati a questo punto, ma se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no. Se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no. Se mi chiamasse, e andiamo a vedere. La prima è stata il Milan, le ipotesi, le cose che Hamsik ha rifiutato per rimanere con noi. Milan con Allegri nel 2012, Mazzarri all'Inter, c'è stata la Juve, sarebbe stato impossibile. C'è stata qualche chiamata con Nedved, ma non ci ho mai pensato, non ho mai avuto esigenza di cambiare, ero contento. Ho rinnovato 5 volte in 12 anni, che è un bel numero, la società mi dava quello che volevo, io ero contento, la mia famiglia anche, i tifosi mi volevano sempre più bene, lo dico. Se non fosse arrivata la Cina, avrei concluso la carriera a Napoli. Credo che questa intervista apparirà domani su DAZN Italia. Io ho difficoltà per seguire le cose italiane, quindi la anticipo perché vengo dal presente. Kim l'ho scoperto col Napoli e ora nel mondiale con la Torre. Mi sembra un grandissimo centrale, forte, preciso, attento. Ennesimo acquisto top di Giuntoli. Sul cammino in Champions, questo chi è? Indovinatelo nei commenti. Io e gli uomini di Spalletti penso possono arrivare almeno in semifinale. Chi è che ha esperienza internazionale e che ha vinto anche un'Europa League col suo Villarreal? È il maestro Albiol. La Champions è molto complicata, dipende tanto dai sorteggi, ma il Napoli ha un'ottima squadra. Finora è stato impeccabile in A e in Champions, quindi stiamo parlando di Albiol. Tornando ad Hamsik, perché tutto è un po' sparso, la Hamsik Academy è il sogno di diventare allenatore. Attenzione, quindi quando diciamo Hamsik viene subito a fare il dirigente. In Slovacchia ho costruito la Hamsik Academy, sto costruendo campi da calcio, al momento abbiamo 300 ragazzi, sto provando a costruire i nuovi Hamsik, voglio fare questo in futuro, l'allenatore. I miei modelli, mi piace chi fa giocare a calcio, Sarri, Guardiola, Nagelsmann. Sarri mi ha lasciato il segno. Qui è vero, se De Laurentiis lo chiama, lui, è difficile dire di no, ma lui vuole fare prima l'allenatore, quindi il dirigente magari lo farà più in là, o magari lo chiamiamo come allenatore del Napoli quando poi quest'uomo qua decide di lasciare. Andiamo avanti. Albiol e la casa di Ciro Ferrara a Napoli. Viene raccontato un divertente aneddoto sulla casa in cui abitava Albiol. Lei aveva affittato la casa di Ciro Ferrara, sì, e l'ho lasciata a Koulibaly. Sai chi ci vive ora? No, Kim. Non ci credo, solo centrali. Si vede che il proprietario giocava in difesa. Quando l'affitta mette fuori il cartello: astenersi centroavanti, veri o falsi? Mertens. Questi sono degli estratti, le interviste sono più lunghe, ma noi non possiamo andare oltre i 55 minuti come se fosse una gara del mondiale. Scudetto al Napoli? No, non si dice ancora, questo lo dice anche Hamsik, sono tutti favorevoli ovviamente e contentissimi a uno scudetto del Napoli, però c'è sempre prudenza e mi fa piacere. Napoli mi manca, ma non mi manca perché ci torno spesso per le vacanze ed è per me una certezza. Qui sto molto bene. Napoli primo in classifica, tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l'anno scorso ci siamo andati molto vicini. Mertens torna a quella delusione, lui non se la può dimenticare, quella delusione dell'anno scorso, che lui stesso ha detto essere più forte di quella dell'albergo, famosissima. Peccato per quella partita in casa persa con il Milan. E qua ognuno di voi può fare ricorso alla memoria
e ricordarci come l'abbiamo persa quella partita con il Milan. Senza proprio biasimo. Sono convinto che se l'avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest'anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e non diciamo niente. Mertens vicino alla Salernitana, le avanze della Salernitana, ammetto che ci sono stati dei contatti. Il presidente del Violino, Iervolino, aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Vedi le famose cose, come si dice, i rapporti di amicizia con i club. Adesso volevo pigliarmi. Devo dire che i Granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire, ma c'era un grande problema per me. Dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie di Serie A, sarebbe stato strano, non mi andava. E infatti né a lui né alla Lazio, perché poi sono uscite queste fotografie con Sarri che abbraccia Mertens. Se andate a vedere sui social tutti i laziali che dicono ci faceva schifo, Mertens era ottimo, però non c'è stato mai nulla. Taglio della cresta e torniamo ad Hamsik. In caso di ritorno al Napoli con lo scudetto, la cresta è parte di me. Quando parli di Hamsik pensi sempre a quello, anche se alla fine penso dovrò tagliarla. Se mi chiedessero di tagliarla per tornare a Napoli e chiudere lì con la carriera, con uno scudetto, e allora tagliamola subito. Hamsik vice Lobotka pelato, io invece mi faccio tutti i capelli blu. Se tutto questo succede, ma calma, godiamoci il percorso. Il rapporto con De Laurentiis e l'addio al Napoli, qua torniamo a Mertens. Il rapporto di noi, ci sentiamo ogni tanto. Lui ha una vita ricchissima di impegni come al solito, anche io non scherzo ultimamente. Ho cambiato squadra, ho dovuto trovare casa, imparare un po' la lingua, non è stato facile, però so che lui mi segue sempre come io seguo il Napoli. Sono trascorsi quasi 6 mesi dal suo addio, è dispiaciuto di qualcosa, sorpreso dalla mail, la famosa mail dei legali, la richiesta bla bla bla. Nella vita, guardate che com'è tranquillo e sereno, nella vita tutto passa, cioè non vuole proprio fare polemiche, restiamo sulla terra per un tempo relativamente breve e dobbiamo essere felici per le cose belle della vita. Io mi sono goduto Napoli per 9 anni, questo basta, e questo deve bastare anche a noi, anche se in questo momento io e credo qualche altro tifoso del Napoli, se dovessimo arrivare vicini all'obiettivo o addirittura centrarlo, sarebbe stato bello centrarlo anche con alcuni dei nostri beniamini preferiti, credo di sì, alcuni di quelli che sentivano di meritarlo insieme a noi tifosi, come Koulibaly, come Mertens, come Hamsik, lo stesso Albiol. Sì, sarebbe bello vincere con lui e farei dei contratti proprio last minute, licenziatevi, siete a parametro zero, vi prendiamo a parametro, non so nemmeno se legalmente si può fare, proprio last minute per farli esultare anche se non hanno giocato neanche un minuto, ma questo è un calcio romantico che non esiste più. E quindi tutto ciò è stato detto ed è stato fatto in questi giorni. Dobbiamo correre ad andarci a vedere l'altra semifinale del mondiale, Marocco contro Francia, per vedere chi sarà l'altra finalista. Il discorso Maradona-Messi l'abbiamo affrontato nel video di ieri, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, assolutamente. E poi se voi scrivete sopra alle cose Messi contro Mbappé, che potrebbe essere, è pure sfizioso vedere che talmente che si è parlato di Mbappé al Barcellona che portano Mbappé con la maglietta del Barcellona con questi numeri strani, quindi è sfizioso tutto ciò. Ma questo sarà il video che vi viene dopo, perché penso che lo devo fare un video o uno short, quindi seguite, vi iscrivete al canale, lasciate i like, seguite il canale Telegram per capire chi del Paris Saint-Germain, perché questo dobbiamo sapere, insieme a Messi che sta già in finale, chi altro del Paris Saint-Germain mi facevano notare dagli abbonati. Se non è Mbappé, c'è comunque Hakimi. Qatar, ciu! Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.